makes us harder, better, faster, stronger. That don't kill me, can only make me stronger. I need you to hurry up now, cause I can't wait much longer. I know I got to be right now, cause I can't get... Allora, mister Tregnago, eccoci. Avevi promesso spettacolo, avevi promesso un po' la voglia di vincere, no? Per rifarsi dell'ultimo posto dell'anno scorso. Una grande battaglia col calcetto quinto, che è una realtà importante, esiste da 30 anni, ha fatto degli acquisti importantissimi, però insomma questa Leonicena che comunque ha fatto degli acquisti mirati, non ha speso nulla, dal 21 agosto siamo partiti, è arrivata la prima vittoria in casa, all'ultimo gol la bombonera è esplosa. Allora, come siamo messi? Allora, partiamo dall'inizio. Siamo partiti il 21 agosto, una squadra completamente nuova, giovane, con una mentalità perdente, e ho dovuto lavorare tanto, soprattutto a livello di testa, e anche stasera abbiamo dimostrato che abbiamo dei cali di concentrazione che sono da categoria juniores. Devo dire però che hanno dato tutti il massimo, non hanno mollato un centimetro, messo una grinta incredibile, e alla fine con queste nostre caratteristiche siamo riusciti a portare a casa una partita contro una squadra che secondo me dirà la sua in questo campionato, soprattutto perché è composta da giocatori di categorie superiori e con tanta esperienza. Uno su tutti, Ciccio Costa, che in questa categoria fa sicuramente la differenza. Noi però siamo riusciti a colmare il divario di esperienza e di tecnica individuale con la corsa, con la voglia di vincere e di dimostrare che in questo campionato riusciamo a dire la nostra. Qua non deve passare mai nessuno perché è il nostro fortino. Sono felice perché questa vittoria ci dà entusiasmo, anche se dobbiamo migliorare tantissimo in tutti i reparti, però è una buona base di partenza per arrivare più in alto possibile. La prossima si gioca di sabato, si va a Pressana, abbiamo 2 ex, un giocatore è stato dato in prestito, insomma è una squadra molto giovane, abbastanza conosciuta, ha fatto la fortuna nelle categorie juniores. Cosa ti aspetti da una squadra giovane e molto pericolosa come l'Atletico Pressana? Allora, intanto la partita so che è molto sentita perché è un derby, c'è sempre stato delle battaglie. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una partita durissima, tosta, dove i miei ragazzi devono mettere in campo tutto quello che hanno a livello di grinta, di concentrazione e di cattiveria agonistica. Sarà durissima, ma io sono convinto, se continuiamo con questo spirito, questa voglia e con questo gruppo, perché abbiamo un gruppo fantastico, riusciremo a fare il risultato anche a Pressana, ed è una cosa importante perché dobbiamo dare continuità dei risultati se vogliamo arrivare in alto. Allora, siamo con coach Bertolin, oggi mister Cavallo non c'era, quindi diciamo che è toccato a te guidare la squadra qui a Lonigo. È arrivata una sconfitta, nonostante comunque una bella partita, giocata molto bene e ad un bel ritmo, perché è una squadra molto tecnica. Che cosa ne pensi insomma della partita e anche di questa Leonicena che è rinata, ecco? Temevamo molto questa prima partita perché si sa che l'esordio ha sempre i suoi trabocchetti. In effetti si è rivelata così. Dispiace aver perso, però può essere una lezione per le prossime partite. Sicuramente abbiamo pagato un po' il campo, che è a noi sfavorevole, visto che noi comunque è molto più grande quello che abbiamo. E probabilmente anche l'assenza del mister, però non cerchiamo scusanti, guardiamo avanti e cerchiamo di proseguire. Per quanto riguarda la Leonicena, mi ha impressionato su alcuni elementi e devo dire che secondo me farà il suo bel campionato e speriamo di trovarci alla fine
nelle altre posizioni entrambi. Seconda domanda, appunto, riprendiamo quello che hai appena detto, no? Queste due squadre potrebbero essere un po' la rivelazione del campionato. La Leonicena si può pensare, ma insomma il calcetto quinto esiste da 30 anni, ha fatto degli acquisti importanti, non può certo nascondersi, no? Quindi cosa ti aspetti già dalla prossima partita? Beh, sicuramente dobbiamo rifarci, quindi voglio dire, cioè, mi aspetto che i giocatori tirino fuori l'orgoglio e la voglia e sicuramente un risultato positivo, anche perché sì, è sicuramente una squadra molto tecnica e probabilmente ha ancora bisogno di un po' di amalgama, ma chissà che ci vuole il suo tempo. Speriamo che già la prossima partita possiamo contare su un risultato positivo. Grazie mister.